Esame importante per il CUS Palermo che dopo il pareggio di sabato scorso sul campo dello Sporting Alcamo va a ricevere la visita dell'Acragas, squadra in difficoltà di classifica. Come sempre minuto di raccoglimento per Antonio Giuliano, minuto di raccoglimento indetto su tutti i campi del calcio e del calcio a 5 nazionale e regionale. Poi si comincia con il primo giro al pallone dato dalla formazione affidata a Gianluca Isgro, che qui però subisce la perdita del pallone. Allora può ripartire in contropiede l'Acragas con questa conclusione che però si perde fuori. Poi ancora prima sortita offensiva del CUS con Guarino, poi conclusione ancora il tap-in vincente di Mirko Guarino, vantaggio al primo affondo per il CUS Palermo. Qui bella azione corale tra Guarino e Minnone, riceve l'ex Villaurea gli abbracci dei compagni di squadra. Insiste la squadra giallonera con la giocata qui ancora da parte di Guarino, che spara alle stelle con il destro a caccia di doppietta il numero 7 giallonero, che qui riesce a liberarsi molto bene della morsa di avversari, poi serve sulla corsa dell'aria, conclusione sul fondo per uno dei volti nuovi in casa. CUS Palermo ancora giro palla, questa volta dalle retrovie per la squadra di Isgro, ancora con la corsa inesorabile di Guarino che accelera il servizio per Minnone, in scivolata la parata da parte dell'estremo difensore, poi dell'area qui si incespica e perde il pallone. Allora cerca di ripartire in velocità l'Acragas con questa conclusione che si perde fuori da parte di Cillari. Ancora però CUS Palermo con l'inserimento vincente di Vincenzo Lucchese, ottimo inserimento, ottima palla in verticale e poi esultanza in stile Dragon Ball con dell'aria. 2-0 CUS Palermo, l'abbraccio in tribuna per il numero 4, sempre più decisivo anche in zona gol. Poi la scucchiaiata splendida di dell'aria ancora per Lucchese, la connection che torna dopo i tempi del Real Termini, parata da parte dell'estremo difensore, poi ancora l'avanzata, conclusione con il tentativo che non riesce e in qualche modo poi viene salvata la palla, poi l'arbitro fischia un fallo. Veniamo allora con le immagini di Andrea Germanò al secondo tempo, con Lucchese che riesce a districarsi sulla destra, poi offre all'indietro per Leto, conclusione mancina, incrociata un po' troppo, palla fuori. Poi ancora attacco della formazione cussina con il velo di Leto, lo scambio con Baucina, conclusione respinta, secondo tentativo ancora fuori da parte di Leto, poi recupera palla molto bene il CUS, allora riesce in qualche modo a gestirla con Miranda, la suolata per dell'aria e arriva la prima rete in maglia CUS Palermo per Andrea Dell'Aria. Abbraccio con Miranda e con Guarino, primo centro alla prima partita per l'ex giocatore dello Sporting Alcamo che firma il 3-0. Poi occhio a questo calcio di punizione con Cillari ribattuto, poi altra conclusione, straordinario lo Piparo sul tentativo, poi non riesce ad amministrare la palla all'Acragas che dall'altra parte si deve difendere dal nuovo possesso palla del CUS Palermo, con Miranda che va dell'aria, scucchiaiata col pallone di ritorno per Miranda, il quale anticipa l'uscita del portiere ma non trova la rete del 4-0, rete del 4-0 che poi cerca e trova ancora con un grande tiro dalla distanza Alberto Miranda, il capitano, con l'Acragas che gioca in power play, subito beffato dal numero 10 in maglia giallonera. 4-0 è partita in archivio, poi cerca ancora il CUS di allungare il margine con Miranda che serve dell'aria, almeno ci prova l'ottimo intervento del portiere, in questo caso in power play. Si tratta di Palermo, poi ancora gli attacchi da parte dell'Acragas subito sventati, altro tentativo a porta vuota con pallone che si perde fuori. Tutti aspettano il gol del 5-0 e il gol del 5-0 arriva forse dal giocatore più atteso, Carlo Amici, col sinistro perfetto anche lui, prima presenza, primo gol in maglia CUS Palermo, il gol che sigilla la vittoria, il ritorno alla vittoria del CUS, risultanza tra Amici e Isgro, i due hanno anche giocato insieme prima di diventare uno giocatore e l'altro allenatore, perché un salvataggio praticamente a porta vuota da parte di Gangi per evitare guai peggiori, chiama time out la panchina del CUS nonostante il 5-0. Qui intanto calcio di punizione per Carlo Amici che colpisce in pieno un giocatore dell'Acragas appostato sul primo palo, ma di fatto si spengono qui le risorse da una parte e dall'altra con questo tentativo di Comandatore che arriva prima della sirena finale. Torna a vincere il CUS Palermo che regola nettamente l'Acragas, 5-0 per i gialloneri. E allora da Sportisili per il momento è tutto, alla prossima.